Ma guarda, io dico sempre la solita roba e penso che sia la migliore, anche dopo un'operazione al ginocchio, anche seppur banale, la salute è l'augurio che auguro a tutti. Poi i problemi in una maniera o nell'altra li risolviamo, ma se ti ammali, e quindi il mio pensiero va a tutti gli ammalati, a tutti coloro che comunque sono in difficoltà in questo momento. La sanità è buona, per il Veneto è buona, però è altrettanto vero che auguro a tutti di stare in famiglia, di stare con le persone care, con le persone che si amano e tanta salute. Poi i posti di lavoro li dovremmo trovare, l'economia deve ripartire, però la salute. L'augurio che faccio ai veneti è quello che innanzitutto si possa chiudere con questo Natale anche questo 2015 che non è stato assolutamente un grande anno da ricordare per alcuni fatti, Valeria Solesin, il teatro Bataclan, i morti da dissesto idrogeologico, penso ad esempio a San Vito nel Bellunese con i 3 morti, penso alla tromba d'aria, al tornado in Riviera con un altro morto e così via. Lasciamoci questo anno alle spalle, auguro a tutti salute, serenità e che si possa avere un grande anno, un grande 2016 che ci permetta anche di dare tante risposte. Il mio pensiero non può non andare ai 145.000 disoccupati che in questo momento vivono l'ansia di non trovare lavoro e ovviamente a tutti i risparmiatori, i piccoli risparmiatori, spesso magari capita anche truffati, vittime di prodotti finanziari che non erano per loro e che comunque pagano il conto di quello che è accaduto in Popolare di Vicenza e Veneto Banca.